Io ho un po' di paura, non so voi. Succedono cose in tutta Italia, a Faenza, ma anche a Mestre, a Milano, a Bologna, che 20 anni fa sarebbe stato impossibile. Certe manifestazioni di certi gruppi, di certe persone che sostengono certe tesi, si pensava fossero chiuse una volta per sempre. E così non sembra. Primo Levi ci ricorda che Auschwitz è fuori di noi, ma è intorno a noi, è nell'aria. La peste si è spenta, ma l'infezione serpeggia. Questo lo scriveva Primo Levi negli anni 70. Scendono a branchi nelle piazze i mastini di Casa Pound, Forza Nuova. Marciano in tanti, teste rasate, braccia tese al saluto romano, croci uncinate. Melma in sordina rissale, mostra la faccia, spranghe, catene, la feccia, sorveglia quartieri, pianificazioni, scrive l'olio sui muri. Rifiorisce una primavera di vetrine addobbate a camicie nere, Mein Kampf, gagliardetti. Rifugge il mercato di spettri di un lontano passato, caduto in disuso, spento per sempre, si diceva. Sono casi isolati, ragazzi violenti, sbadati, vedrai, passerà. E s'addensa la nuvolaia nel catrame del cielo. Lo scroscio improvviso fa strame d'argini e dighe d'argilla, vomita ondate di fango tra gli arati scherani. Sarà la notte, il sangue